Attimi di tensione ieri pomeriggio in un ristorante pizzeria di Jesolo poco dopo le 15. Si sono presentati in tre qui all'ingresso della pizzeria in via Baffile. A quel punto è arrivato un cameriere per chiedere di che cosa avessero bisogno. Hanno chiesto un tavolo, ma erano a petto nudo con i costumi fradici. Quindi il cameriere gli ha semplicemente detto che si sarebbero dovuti sedere sulle sedie normali e non sulle poltrone. Da lì si è scatenato l'inferno. Uno di loro, tutti di origine nordafricana e sui 30 anni, ha sferrato un pugno in pieno volto al responsabile di sala. Poi sono fuggiti verso la spiaggia imboccando l'accesso al mare, inseguiti da alcuni camerieri. Qui c'è stata una seconda colluttazione. Ad avere la peggio un altro cameriere, ferito al braccio con un coltellino che uno degli aggressori aveva nascosto nella tasca. 25 punti di sutura. Poi la fuga. Mentre i titolari del locale accompagnavano i due dipendenti all'ospedale, sul posto sono giunti carabinieri e polizia. Sembra che due degli aggressori siano stati identificati, ma le indagini dei militari dell'Arma continuano a tutto campo, anche con l'aiuto delle poche immagini a disposizione delle telecamere di videosorveglianza. Un episodio di violenza che, anche se di diversa natura, arriva dopo quelli dei giorni scorsi. Il più grave è quello nel condominio di via Nautili, con l'aggressione di 3 giovani accoltellati. Poi la rapina di un giovane turista tedesco, la rapina di un monopattino bengalese, il tentato furto da un magrebino a un gruppo di giovani che hanno reagito bloccandolo, permettendone l'arresto. Tutto in pochi giorni e i cittadini si interrogano. Finché litigano tra di loro, sì, non è problema. Sicuramente per le famiglie è un disagio e porta anche per il comune magari un allontanamento dei turisti. Ci vorrebbe un po' di più di sicurezza. Anche io dove sono io sono in una sala giochi e dunque ce ne sono parecchi che arrivano ubriachi o con molto maleducazione. Avete anche coraggio di fare discussione con una persona, anche con modi e modi di dire guarda che ci sono altre persone, ma purtroppo poi sei costretto a chiamare la legge, ma allora sì, te li mettono fuori, però casomai il giorno dopo ti ritrovi di nuovo là che ti danno di nuovo fastidio. E il problema è non so come fare dovrebbero prendere un po' di provvedimenti loro, di fare forse qualche penalità in loro, chi fa danni, di farli penare un po' di più, così vediamo se ci pensano 2 volte prima di fare un danno.